Gallaccio, lo va a giocare sulla destra, il tocco verso Di Lillo, il taglio di Gallaccio è servito da Di Lillo, ancora Gallaccio in area di rigore, la conclusione, si sblocca il match dopo 4 minuti, è Gallaccio con una conclusione al volo a beffare Grimaldi. 1-0 quindi per il Cottini, Stebano Gomme. Ancora De Vecchis, prova a partire, il cross al centro, la sua terra su Gallaccio che sigla la sua doppietta e riporta a 2 gol le distanze tra il Cottini e la Roma, 4-2. Giocando molto bene entrambe, il Cottini si sta difendendo in maniera eccelsa, chiudendo ai moltissimi tentativi. Attenzione al contropiede, ancora Gallaccio in area di rigore, Gallaccio, la tripletta di Gallaccio, 5-2 per il Cottini. Dicevo comunque che sta difendendo in maniera eccelsa il Cottini e riesce, come in questa occasione, partendo in contropiede, a siglare un'altra rete. Ma il recupero dalla ottima entrata di Bilancini e poi va in avanti su Parroni, prova una conclusione che si spinge alta. Serve Gallaccio, può partire 1 contro 1 Gallaccio, la diagonale di Gallaccio scheggia il palo, il mancino cercato dal numero 7 del Cottini.